Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Ita Airways ha deciso di aderire all'iniziativa lanciata dalla regione siciliana che prevede sconti per i residenti in Sicilia. Il neodirettore generale della compagnia ha dato infatti conferma al governatore Renato Schifani durante una conversazione telefonica. Un operaio è rimasto ustionato in via Principe di Villafranca a Palermo. È successo a causa di un incendio divampato su un tetto mentre erano in corso alcuni lavori di impermeabilizzazione. La madre lo sgrida e gli sequestra il cellulare e lui scappa di casa. Protagonista della vicenda, un ragazzino di 11 anni di Palermo che, dopo diverse ore di ricerche, è stato fortunatamente ritrovato dai carabinieri. È stata presentata l'iniziativa La Sicilia per le donne che si svolgerà sabato 25 novembre in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'evento sarà diviso fra Catania e Palermo. E chiudiamo con il meteo. Per domani si prevede una giornata prevalentemente soleggiata con nubi sparse su tutta la Sicilia. Le temperature rimarranno stabili con picchi massimi di 25 gradi. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.